Si allontana e poi torna ad avvicinarsi per portare il blocco, penetrazione, scarico per Shengelia. Primo tiro della serata sul ferro, rimbalzo di Hackett nelle mani di Wilms, prende e spara, primi 3 della serata. Quasi dalle tacche arriva Teodosic, fuori per Hackett, mette a posto i piedi, bomba frontale, Virtus in doppia cifra di vantaggio. Totalmente in fiducia la Virtus. Di Nicolao, di nuovo Granger contro Cordinier, ultimi 14 secondi per l'attacco della Reyer, gran pallone sotto per Water che va a depositare al ferro il -3. Lo mostra anche la grafica ed è sorpasso per la squadra di Walter De Raffaele, 43-42, Virtus alla ricerca del primo canestro del secondo tempo, manco a dirlo, Milos Teodosic. Qui ha tirato. Hackett perde il pallone, poi si lamenta con gli arbitri, Spisso in contropiede, si accerta che non possa arrivare la stoppata di Shengelia, c'è l'errore ma la correzione è di Capitan Bramos per la parità. A quella dei pari ruolo. Il pallone sotto per la schiacciata di Jordan Meki, primi 2 dell'ultimo quarto per la Virtus. Quota 5 punti nella sua serata, dall'altra parte il migliore, manca a dirlo, ma di 9 punti sul 61-52. Errore 1 su 2, Shengelia, Cordinier fuori per Mannion, bomba di Nico Mannion. Miki per Hackett, linea di fondo, manata in faccia spesso, angolo, Shengelia, importante, mandata a segno, tocco Shengelia. È arrivato un aiuto regale di Watt che oscura il canestro, questo è il motivo dell'errore. Willis per Spissu, sfidato al tiro, bomba del pareggio. Qualsiasi tipo di azione, chiaramente. Teodosic, Hackett, penetrazione, si arresta, va a prendersi la conclusione importante. Circa 16 di differenza tra i due cronometri. Spissu ferma il palleggio, Granger al corridoio per penetrare e appoggiare al vetro. Nuovo sorpasso Rey. E vedere che cosa succede. Teodosic allontana tutti, vuole lui questo pallone, Bellinelli, Teodosic a bersaglio! Magata di Milos Teodosic! Oppure puoi anche avere quella scelta lì. Vediamo, Teodosic da veramente da lontanissimo, col giocatore che gli arriva in faccia. Beh, questi sono i campioni. Mitchell Watt, il giocatore sì, che cerca di oscurare la visuale di Teodosic, pronto a seguire a rimbalzo, ma inutile, corsa, perché questa è la magata, genio, per il tiro che vale una partita, tocca Cordinier, recupera, l'aperta è così, Lubana Reyer vince la Virtus, 79-78, in volata, grazie alla magata e alla giocata della partita.